Salve a tutti, parliamo del concetto di energia nella fisica e qui l'energia viene intesa come la capacità di compiere lavoro, quindi guardatevi prima il video riguardo al lavoro. In realtà abbiamo vari tipi di energie, però qui ne trattiamo essenzialmente due, sono più facili da capire: l'energia cinetica e l'energia potenziale. L'energia cinetica è dovuta al fatto, cioè un corpo ha l'energia cinetica per il fatto che si muove a una certa velocità. Ad esempio un'auto che si muove lungo la strada. E perché ha un'energia? Perché se questo oggetto si muove e scontrasse contro una parete, potrebbe romperla e quindi compiere un lavoro nel senso della fisica. E invece energia potenziale, un corpo energia potenziale quando lo portiamo a una certa altezza, perché da lì potrebbe cadere e quando si schianta compierebbe un lavoro nel senso della fisica. Comunque questa energia potenziale, la parola potenziale non si riferisce a potenza ma a potenziale, come si usa anche nel linguaggio di tutti i giorni, ad esempio che una persona ha un potenziale. Ok, nell'energia cinetica è più importante, qui vediamo la formula, un mezzo è massa per velocità al quadrato, è più importante la velocità che la massa perché va al quadrato, incide molto di più. Ad esempio un proiettile potrebbe avere la stessa energia cinetica di un'auto che si muove, anche se il proiettile ha una massa di pochi grammi, perché si muove a una velocità molto maggiore e mettendo questa velocità al quadrato viene un numero molto grande. E anche da notare questo: se a una certa velocità abbiamo una certa energia cinetica, raddoppiando la velocità 2 al quadrato è 4, l'energia cinetica quadruplica, e triplicando la velocità 3 al quadrato è 9 e l'energia cinetica sarebbe 9 volte maggiore. Riguardo all'energia potenziale, massa per accelerazione e gravità per l'altezza alla quale ci troviamo. In realtà qui l'espressione è abbastanza chiaro che sia proprio questa, perché il lavoro è uguale alla forza per lo spostamento. Pensiamo al lavoro che è stato necessario per portare questa massa dall'altezza 0 fino all'altezza h. Quindi una forza lo ha tirato verso l'alto della lunghezza h, ha fatto uno spostamento h, e questa forza cosa equivale? Il corpo ha un peso, però noi dobbiamo agire con una forza nel verso opposto, però che abbia la stessa intensità del peso, ma il peso è la massa per accelerazione e gravità, quindi abbiamo avuto bisogno di una forza che è uguale a mg e l'abbiamo usata per fare uno spostamento di h, quindi è proprio forza per spostamento. Adesso per risolvere vari esercizi dobbiamo usare dei principi. Un principio è proprio questo: il lavoro è uguale all'incremento dell'energia. Poi può essere un tipo di energia oppure un altro o ancora un altro. Cosa significa? Cos'è l'incremento di energia? All'inizio avevamo una certa energia, ad esempio un'energia cinetica, dopo qualche tempo abbiamo un'altra energia cinetica. Se noi facciamo la differenza, questa differenza cosa è dovuta? Al lavoro. Per cambiare l'energia c'è stato bisogno di lavoro e si usa proprio questo: il lavoro è energia finale meno energia iniziale, quando abbiamo a che fare con un solo tipo di energia alla volta. Invece poi c'è un'altra legge che collega l'energia cinetica all'energia potenziale, più in generale l'energia meccanica. Comunque adesso noi vediamo questo che è più facile da capire, quindi la legge di... Sì, questa è veramente importante, la legge di conservazione dell'energia meccanica. E cosa dice? Se sul corpo agisce soltanto il peso, oppure la risultante di tutte le forze è uguale soltanto al peso, allora si conserva la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. Quindi avevamo l'energia cinetica e l'energia potenziale all'inizio, potremmo indicarli con un indice 0 per dire all'inizio. Allora energia cinetica all'inizio 0 più energia potenziale 0,
è uguale all'energia cinetica, quella finale, più l'energia potenziale finale. Da notare che non è che l'energia cinetica qui deve essere uguale all'energia cinetica qua, no, la loro somma è uguale, quindi cioè, basta che la somma sia uguale. Questo è abbastanza chiaro nel caso della caduta libera. Allora, immaginiamo di avere un corpo a una certa altezza, è già lì, e lo lasciamo cadere. Cioè, allora, nel momento iniziale in cui parte non ha velocità, cioè lo lasciamo partire, cioè lo lasciamo e parte con velocità 0, quindi ha energia cinetica 0, e però ha energia potenziale che è dovuta a questa altezza, quindi mgh. Mentre cade, il corpo accelera, aumenta la sua velocità e quindi gli aumenta l'energia cinetica. Nello stesso momento, mentre cade, gli diminuisce l'energia potenziale perché va verso un'altezza più bassa. E quando arriva in fondo, quando nell'istante in cui tocca terra, ha la massima velocità, però sta all'altezza 0. Nel momento in cui tocca terra, energia potenziale 0, energia cinetica massima. Comunque in ogni istante c'è la somma energia cinetica e energia potenziale è sempre uguale a quello che aveva all'inizio di energia potenziale, che qui cinetica non era 0 all'inizio, quindi diminuisce l'energia potenziale, aumenta la cinetica allo stesso momento, in modo che la loro somma rimane sempre uguale. Sì, e ancora questo, qual è l'unità di misura dell'energia? Perché l'energia avrà la stessa unità di misura del lavoro, perché ho detto che il lavoro è uguale all'incremento dell'energia, quindi si misura sempre in joule, perché dobbiamo sottrarre due energie, l'energia finale e l'energia iniziale, e deve essere uguale al lavoro, quindi anche l'energia si misura in joule, insomma potete dire così o così, si misura in joule. Si potrebbe anche verificare che con questa espressione otteniamo un valore in joule. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.